Agrigento, il Lions Club in visita al reparto pediatria dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, diretto da Giuseppe Gramaglia, e dona a disposizione dei piccoli degenti un acquario di pesci rossi. Bravi! Un bel regalo di Natale, oserei dire che è un regalo che io ho inseguito per diversi anni e che per caso si è materializzato oggi, da un incontro fortuito con il governatore del Lions Collura, ad una mia istanza, ad una mia richiesta, lui subito mi ha detto sì. E infatti siamo qua oggi 19 dicembre, abbiamo inaugurato il nostro acquario, già i bambini che l'hanno visto si appoggiano con il loro nasino nei vetri per vedere i pesciolini, dà tanta serenità ai bambini, fanno sentire loro più sicuri, più gioiosi e nello stesso tempo sentono di meno il dolore di stare in ospedale. Natale ci ha portato questo bel ricordo, questo bel regalo, sicuramente lo terremo apprezzato anche nei tempi successivi, perché un acquario in pediatria sicuramente è un momento di gioia, di serenità e di allegria per i nostri piccoli degenti. È stato tutto casuale, ci siamo incontrati, eravamo un gruppo di Lions, lui chiedendogli ma perché non vieni nei Lions? Lui mi ha detto più che venire nei Lions, io ai Lions vorrei chiedere un acquario e gli ho detto perché non lo chiedi? Lui non ci credeva e allora immediatamente ci siamo attivati perché oggi questo sogno diventasse realtà. Ritengo che Natale è il momento perfetto per realizzare e concretizzare i sogni e soprattutto realizzarli in un reparto all'ospedale di Agrigento come quello di pediatria. Io ritengo che i Lions nella loro massima hanno un principio generale: dove c'è un bisogno lì c'è un Lions, e ritengo che i Lions proprio in questo momento, all'insegna della solidarietà e soprattutto del We Serve come servizio specifico che noi abbiamo, non potevamo fare altro che questo gesto, questo dono che non è fatto da me ma è fatto da 3.500 Lions. È un momento interessante che suggella un rapporto di collaborazione tra l'ASP di Agrigento e il Club Service dei Lions, e devo dire che assume maggiore valore perché questo dono dell'acquario offerto alla pediatria di Agrigento diventa un momento di sostegno anche per una fascia debole che sono i bambini e che hanno la necessità di vivere la loro vita in ospedale come se si trovassero a casa. È stato molto apprezzato, è un dono che è stato molto apprezzato e intendo continuare questo rapporto di collaborazione con i club service perché sono sicuramente un partner importante per le attività sanitarie e non solo sanitarie nell'ambito dell'organizzazione dell'ASP di Agrigento.